E siamo di nuovo live sulla pagina Facebook di Fasce Pordenonesi nel Mondo e sul nostro canale YouTube, live, sicuramente la frase topic del 2020. Buonasera Gino Gregoris, presidente di Fasce. Buonasera Michele e buonasera a tutti gli amici che ci stanno vedendo in questo momento. Restiamo sempre a Londra in maniera un po' diversa dal solito, vero Michele? Assolutamente, mentre controllo un attimino che appunto la tecnologia ci assista e controlliamo di essere dentro, perfetto, siamo in diretta sulle due piattaforme e siccome la puntata di oggi è sicuramente una puntata, come dire, scoppiettante, ricca di contenuti, divertente, insomma, di cose da dire, da raccontare e da ascoltare. Questa sera ce ne sono veramente tante. Vai subito con le nostre ospiti, Michele. Andiamo immediatamente con le nostre che ospiti. Sono il clou della serata. Assolutamente, perché i fan saranno già in attesa e li ringraziamo già fin d'ora per essere qui con noi questa sera. Valeria e Tiziana Pozzo in collegamento da Londra. Ciao, buonasera. 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 Buonasera a tutti. Come state? Bene. Malgrado tutto siamo qui e stiamo bene. Ottimo. Allora, non potevamo concludere, insomma, mi sento dire anche un po' per amicizia, se vogliamo, dai, in maniera migliore, questo nostro speciale UK della seconda stagione di Quattro Chiacchiere, questo progetto di Fasce per appunto tenerci vicini anche da lontano con questi dialoghi digitali con i nostri corregionali all'estero, e concludiamo veramente in bellezza, è il caso di dirlo, con due sorelle, due musiciste pordenonesi, entrambe residenti a Londra ormai da un bel po' di tempo, e appunto musiciste in ambiti anche in realtà diversi. Adesso ci racconteranno un po' questa avventura particolare, insomma, come mai, chi ha convinto chi ad andare a Londra o chi ha seguito chi, questo adesso c'è da dire, vedi. Alzo la mano. Alzi la mano, e quindi insomma cominciamo a raccontare cominciamo un po' questo viaggio, a raccontare un pochino la vostra storia, a vedere, anche ad ascoltare qualche cosa, insomma, vedo che già qualcuno si sta collegando. Buonasera Claudio, buonasera Roberto, anche della Romania collegato. Allora, dunque, da chi cominciamo adesso? Perché qui non è facile, avete preferenze? No, è uguale, per noi è uguale. Io sono la più vecchia, anche se non si direbbe, quindi se volete posso iniziare io. Allora, insomma, intanto ve le presento un pochino e dopo, insomma, si presenteranno meglio loro e ci racconteranno tutto per bene. Tiziana è pianista, giusto? Esperta in didattica, si occupa di ricerca in ambito didattico musicale, esperta anche in body percussion. Sì, Poi fa sempre strano. Fa sempre strano, ci devi spiegare assolutamente che cos'è, e ha fondato tra l'altro di recente una scuola di musica a Londra, e io ve la presento anche un pochino così, vediamo se ci riesco. Un secondo, vediamo. Tiziana, ok, condividiamo anche l'audio perché sennò... La risata intelligente è sempre lì. No, bellissimo, dai, e lasciamolo lì, adesso tra un pochino ci spieghi bene che cosa fai, insomma, un po' abbiamo capito, però insomma ci racconterai per bene. E Valeria invece è violinista, con un percorso di studi fra Italia e Inghilterra, e cantautrice, attualmente cantautrice in carriera, un singolo che, se non sbaglio, è uscito tra l'altro da poco, e anche nel tuo caso, se ti va, qualche secondo per capire la tua grazie attività. E voilà.
'Cause love, it seems that we were weak from the start. And I was just a fool to hope that as the seasons change and the days get longer, even your heart would grow fonder. It's gonna take me some time to get you out of my mind. It's gonna take me a while. Ed eccoci, allora abbiamo... era un live in Londra, giusto? Sì, era il mio, diciamo, concerto finale per il master che ho terminato l'anno scorso qui alla Goldsmith University, Okay. un master di, diciamo, popular music, dove ho studiato produzione musicale, diciamo, mi sono concentrata più sul mio progetto come cantautrice, quindi era proprio il mio, diciamo, concerto ma esame. Bellissimo. E tra l'altro, Michele, grazie per avermelo, diciamo, per questa sorpresina, che non sapevo che avresti suonato questo video, perché è stato l'ultimo concerto che ho fatto col trio prima di tutto quello che è successo, diciamo, di lockdown. Per cui è stato abbastanza, mi sento un po' nostalgica in questo momento, Sì. perché è stato un anno difficile per i musicisti di certo. tutto il mondo, però insomma... Certo. E adesso tra un po' magari anche parliamo anche di questo, Valeria, so che tu hai anche delle cose belle da dirci da questo punto di vista. Senti, rimaniamo con te un attimino, spiegaci un pochino il tuo percorso musicale, appunto, che è iniziato in Italia, in realtà già con tante esperienze sia dal punto di vista dello studio e anche della carriera e in realtà poi sta proseguendo a Londra, così poi torniamo da Tiziana. Sì, ho cominciato come violinista classica da bambina e ho studiato violino e pianoforte, diciamo, seguendo le orme della mamma. E dal papà ho preso invece la chitarra e questo approccio un po' più popular, no? Di popular music. E nel 2011, dopo aver insomma studiato a Venezia in conservatorio, ho deciso di venire a vivere qui semplicemente perché volevo cambiare, diciamo, dal punto di vista della scena musicale, volevo un po' essere stimolata e spaventata da tutti questi, devo dire, mostri che ci sono in giro musicali, che, diciamo, ti tengono in un equilibrio costante di devo lavorare di più, non sono brava abbastanza, sono tutti più bravi di me e quindi tu continui sempre a lavorare, però allo stesso tempo trovi anche un sacco di ispirazione, di suoni nuovi, di persone che fanno cose diverse e quindi diciamo sono stata fortunata perché da quando sono venuta qui nel 2011 ho veramente trovato quello che cercavo dal punto di vista musicale, quindi ora non suono più classica, diciamo, cioè la suono così per me, però non sto cercando di suonare in orchestre o insegno violino e insegno pianoforte, però diciamo mi sto proprio concentrando sul mio progetto come cantautrice e ecco, diciamo in sintesi, 10 anni in sintesi, 9 anni in sintesi. In realtà tu hai fatto anche in Italia delle esperienze molto belle, no? Musicali. Sì, in realtà sono stata fortunata in entrambi i paesi perché comunque in Italia cantavo con il Venice Gospel Choir di Luca Pitteri, quindi io canto, Zelig, Ti lascio una canzone, il Teatro Ariston, insomma sono state esperienze che sicuramente porto nel cuore e quindi esperienze bellissime. Diciamo che quando ti trasferisci è un po' come se ti dimenticassi della vita precedente, un pochino, quindi quando qualcuno me lo ricorda e lo vedo scritto nel mio curriculum mi ricordo, però sembra quasi un'altra vita, insomma. Ero un'altra persona anch'io, ero un'altra musicista, quindi insomma. Certo. Però sì, sono stata fortunata anche in Italia, ho avuto grosse soddisfazioni, diciamo. Tiziana, torniamo a te, il tuo turno per raccontarci un pochino come è iniziata la tua formazione anche musicale e
perché sei finita a Londra? Perché in realtà mi pare di aver capito che sei tu che hai inseguito in questo caso Valeria. Valeria, sì. Io prima mi sono trasferita in Spagna perché diciamo che finito il conservatorio, quindi io ho sempre studiato musica classica a Pordenone, Padova, Venezia, però appunto il mio mondo non era quello. Da subito io ho iniziato a insegnare quando ero giovanissima, ho 17 anni, ho seguito le orme della mamma e anche del papà in realtà, perché il papà ha insegnato judo per tantissimi anni, quindi l'insegnamento per me deve essere stato proprio nel mio imprinting. Quindi mi sono dedicata fin da subito all'educazione musicale, volevo capire cosa succedeva nel cervello dei bambini mentre si approcciavano alla musica, e soprattutto volevo cercare un modo di insegnare musica che fosse un po' diverso da quello che avevo sperimentato io durante appunto tutti gli anni di conservatorio, che per me erano stati parecchio oppressivi, ecco, diciamo, opprimenti. Iniziamo bene con le parole tra italiano e inglese. E in ogni caso, appunto, per me l'idea di andare via dall'Italia nasceva dal fatto che volevo fare ricerca e appunto ricercare attraverso le neuroscienze, la didattica della musica, quello che appunto accade nel cervello delle persone quando fanno musica. Quello era il mio interesse principale. E il mio primo aggancio era stato con la Spagna, quindi il mio primo salto appunto è stato verso quel paese, dove ho studiato, ho fatto un master di ricerca in educazione e ho lavorato con diverse fasce d'età. Però comunque in Spagna non avevo trovato in realtà una grande differenza rispetto all'Italia, un po' più di apertura verso la ricerca sicuramente sì, ma non quella che mi aspettavo, ecco. Per cui Valeria ha alzato la mano e ha detto: ma ascolta, vieni a Londra, che qui gira un po' in modo diverso. E quindi così è stato. Però arrivare a Londra, anche se uno ha un conservatorio alle spalle e un master di ricerca, non vuol dire iniziare da quello, vuol dire iniziare a lavorare come camerieri nei ristoranti o come babysitter. Quindi insomma il salto è stato molto molto forte, anche da un punto di vista emotivo, per cui uno ricomincia da zero e ricomincia dicendo: ok, adesso devo un po' vedere cosa c'è in giro nel mondo e farmi valere con le competenze che ho appreso in Italia, che tra l'altro nel mondo della didattica musicale a Londra sono viste come un po' una situazione aliena. Quindi i metodi e gli approcci che noi utilizziamo in Italia, in Inghilterra non sono conosciuti per nulla, per cui il video che tu hai visto all'inizio, che hai fatto vedere all'inizio, è un progetto del quale io praticamente sono l'unica a portare avanti adesso a Londra, insieme a un team di lavoro che si è poi sviluppato negli anni. Però ecco, le metodologie italiane qui non venivano riconosciute all'inizio, quindi doppio lavoro, insomma, doppia fatica, esatto. Però assolutamente ripagata. Questo è il bello, che poi il territorio è un territorio aperto, no? Alle novità, alle cose che ti possono sorprendere. Ecco, giusto per dirti una, oggi ho avuto una telefonata con la BBC Radio 4, perché proprio hanno visto il progetto, che è diverso rispetto agli altri, e quindi vogliono probabilmente intervistarmi per delle cose future, eccetera. Quindi vedi che poi in realtà parti da zero, ma poi qua le strade si aprono realmente, insomma. Ok, quindi i metodi che in realtà tu stai utilizzando non li hai appresi a Londra, li hai appresi in altri contesti? Sì, sono metodi che io ho studiato principalmente in Italia, a Roma, a Milano. Gordon? Il Gordon, esatto, il famoso approccio Gordon, che però è un approccio statunitense, quindi non è stato sviluppato in Italia. Anche se gli italiani hanno fatto un lavoro pazzesco per continuare a svilupparlo, quindi siamo comunque, diciamo, visti molto bene da un punto di vista della didattica, ecco, anche in altri stati del mondo. Però poi, una volta che sono arrivata a Londra, ho pian pianino aperto la mia visione, quindi mi sono allontanata un po', se vuoi, da quello che è stato la mia base iniziale, per studiare in Brasile, in Turchia, in Svezia, in altri posti del mondo, dove appunto ogni cosa che mi interessava prendevo un aereo e andavo a studiarla. Quindi non posso dire di aver studiato in Italia o a Londra, ho studiato con i migliori che c'erano in giro. Capisco. Dove sentivi che era giusto andare, sei volata, nel vero senso
della parola. E senti Valeria, e per te come è iniziata invece l'avventura londinese? Come diceva Tiziana, nel senso, come diceva Tiziana, quando arrivi qui non ti conosce nessuno. Io non avevo la sorella qui e non avevo amici, non avevo coinquilini, veramente non conoscevo neanche una faccia. E l'inglese lo parlavo relativamente bene, però non capivo l'accento inglese, capivo più l'accento americano, perché spesso in Italia magari è quello che così siamo un po' più, come si dice, familiar with? Abituati. Ah, Sì, ok, sì. sì. E quindi è stata molto dura, nel senso che economicamente è ovviamente una città molto 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 economica, molto costosa, e quindi semplicemente sopravvivere è un altro tipo di sforzo rispetto a sopravvivere a Pordenone, ovviamente. Chiaro. E quindi ho cominciato da zero, ho cominciato come cameriera in un pub, continuavo a studiare il violino quando tornavo la sera dopo il pub, studiavo a casa, però ovviamente non è facile, diciamo, lasciare magari orchestre sinfoniche, delle posizioni come insegnante di violino, teatri e concerti, vestiti da concerto eleganti, e diciamo che in realtà dico che non è facile, però ho fatto tutto veramente con gioia i primi anni, perché ero talmente felice di essere qui e di incominciare una sfida completamente diversa, e che dentro di me sapevo che questi sforzi avrebbero portato qualcosa di buono. Quindi diciamo che si dice comfort zone qui, no? Certo. Se esci dalla zona tua, se riesci a rimanerne fuori per un po', è probabile che qualcosa di buono succeda. Sì, quindi diciamo... ce l'hai fatto un po' capire, è stata proprio una scelta la tua di metterti in gioco con te stessa. Sì, no? sì. Mi hanno sempre detto che sono testarda della mia famiglia, quindi... e quindi sì. E visto che citi la famiglia, oltre a salutare tutte le persone collegate, Elena, Nicola che vi saluta, Luisa Forte il nostro vicepresidente, e ovviamente salutiamo Fiorella che penso voi conosciate, e anche Stefano credo che voi conosciate. Sì. Probabilmente anche Duilia, tutti. Adesso arriveranno, tutti pordenonesi. Esatto, scrivete pure, fate domande, sapete che potete benissimo fare domande alle nostre ospiti e poi insomma le metteremo in onda per fare rispondere, insomma, ecco. Certo. E, senti Valeria, l'esperienza universitaria in Inghilterra com'è stata? Buona, nel senso che ci sono, soprattutto nel campo musicale, ci sono dei college, dove ad esempio un college di jazz in Italia è ancora ci sono, però sono molto più recenti. Questo è stato un percorso interessante perché ho avuto accesso a studi di registrazione molto buoni qui in Sud di Londra, e quindi ho studiato con dei produttori insomma che ritenevo interessanti, che mi hanno insegnato parecchio in studio, quindi la mia esperienza è stata buona. Ovviamente in un anno di master è tutto compresso, no? Ho fatto un anno ho fatto 2 anni, però nel frattempo insegnavo, ho lanciato la band, ho fatto 1000 cose in quei 2 anni, però è stata positiva, nel senso che ho conosciuto un sacco di gente. Il master l'ho fatto da poco, l'ho appena terminato, quindi diciamo che ho fatto un primo anno di studi qui quando sono venuta nel 2011 in un college, ho studiato popular music per un anno e poi era troppo costoso e quindi non ho continuato il secondo e il terzo anno, e quindi ho lavorato tutti questi anni e ho messo via i soldini per fare questo master che ho appena finito, insomma. E come non so se si sa, ma insomma sono botte da 11.000 sterline per un master in Inghilterra, per cui certo. diciamo che l'esperienza è positiva, però bisogna anche sempre pensare a quello che costa insomma un master in Italia, un master in Inghilterra. Certe volte purtroppo c'è una differenza non da poco. Già, senti, ma mi pare che i frutti insomma stiano arrivando, e 2011 sei arrivata e 2015 sei finita, diciamolo pure, nell'Olimpo degli studios del mondo, per chi non li conoscesse, Abbey Road Studio, e raccontaci cosa è successo.
suonavo la domenica, suonavo nei pub, cantavo con questo mio amico chitarrista, e un giorno questo mio amico chitarrista, Reese Lewis, tra l'altro sta facendo benissimo e quindi lo suggerisco a tutti di ascoltarlo, e mi ha chiesto di cantare una canzone un po' in italiano, un po' in inglese, che era appunto Here Comes the Sun di George Harrison, e mi ha detto: guarda, c'è questo mio amico che lavora per una compagnia, per un'agenzia pubblicitaria, e vuole proporre questo demo alla Peroni per sperare che insomma magari gli piaccia, non so. Quindi dopo lavoro, dopo il pub, sono andata a casa sua e giuro, ho cantato nella sua camera da letto con il microfono dentro l'armadio e ho cantato Here comes the sun, arriva il sole. E niente, questi della Peroni felicissimi, e da lì ci hanno chiamati per poi registrare la versione ufficiale, che poi è stata usata nella loro campagna globale a Abbey Road Studios, e incluso ci hanno invitati in Perù per suonare, sempre per la Peroni, per cui è stato veramente un anno un po' surreale. Poi il giorno stesso è stato un giorno abbastanza memorabile, perché ero da sola in Studio 2, che è stato proprio dove è stata registrata ovviamente dai Beatles nel 69, lo stesso studio, con questo microfono in questa stanza enorme, a cantare Arriva il sole. Sento già i brividi che immagino tu abbia provato, sì, in quell'occasione. Sentiamo anche Luca, che è collegato da Parigi. Ciao Luca. E senti Tiziana, tu di recente, fra le tante altre cose insomma che hai fatto dopo che sei arrivata a Londra, hai aperto una scuola tua in questo caso, giusto? Sì, abbiamo aperto, diciamo, uno studio alla comunità. Prima era semplicemente una stanza della nostra casa dalla quale noi insegnavamo musica, io e il mio partner, il mio ragazzo. E quindi è iniziata proprio così, con un paio di allievi, pian pianino, nel 2017. Era il 1° dicembre 2017, quindi stiamo per festeggiare il 3° anno. E adesso, dopo 3 anni, abbiamo più di 150 allievi che frequentano le nostre sessioni, 7 insegnanti che lavorano per noi, 6 dei quali italiani. Il 6° è il mio ragazzo. Siamo quindi un bel gruppo di italiani e uno scozzese, e praticamente appunto siamo diventati una sorta di scuola di musica, diciamo come quelle che funzionano qui a Londra, nel senso che magari appunto chi ci segue non lo sa, però gli spazi sono molto 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 costosi a Londra, per cui è impossibile avere un edificio dedicato solo a una scuola di musica come abbiamo noi a Pordenone, fortunatissimi, con delle strutture belle, con pianoforti, eccetera, eccetera. Da noi è impossibile, qua a Londra è impossibile. Per cui le lezioni vengono fatte nelle case degli allievi, e questo è assolutamente normale, non è denigrante per un insegnante di musica, è assolutamente nella norma. Sia io che Valeria siamo fortunate perché in realtà insegniamo da casa, quindi i nostri allievi vengono da noi. Possiamo evitare di fare questi viaggi infiniti, però all'inizio sia io che lei, grandi treni, grandi viaggi, e a casa degli studenti per farsi conoscere. Adesso appunto siamo arrivati in una fase successiva, per cui lo studio, cioè diciamo ci sono gli altri insegnanti che vanno nelle case degli allievi, e in più abbiamo questo studio che era quello che hai fatto vedere prima nel video, dal quale facciamo i gruppi con i bambini con disabilità, adulti anche con disabilità, e quindi insomma è diventato una vera e propria scuola di musica che si chiama Music Tree, l'albero della musica. E la cosa bella è che adesso siamo anche al 2° anno di formazione, quindi abbiamo formato già 10 docenti, che sono poi alcune lavorano con noi, e adesso abbiamo altri 13 o 14 docenti da tutto il mondo in realtà, perché ormai la formazione è tutta online, e quindi abbiamo canadesi, svedesi, dall'Olanda, dalla Grecia, e si stanno praticamente formando con me e con una mia collega di Milano su appunto la didattica musicale. Wow. Quindi sì, ma è bello. Hai capito Michele perché ho detto a Tiziana che doveva venire a Londra? Perché è una bomba esplosiva, e sapevo che non ci sarebbe, cioè sapevo che non c'era niente, praticamente quasi niente come quello che fa lei, diciamo. E quindi gli ho detto come on.
Beh, No, hai aperto una strada molto bella. sì. Arrivano un po' da tutta Londra, lì I a scuola? bambini? No, assolutamente no, infatti stavo per dirlo. No, no, a Londra è tutto centrato su le piccole frazioni di Londra, no? Ok, Perché quartieri. Londra da quartiere, quindi vengono fai conto, al massimo un 20-30 minuti di distanza in macchina, che comunque è tanto se consideri Londra. Certo. O comunque alcuni prendono anche i mezzi, che è abbastanza sorprendente, per venire a fare, non sai, 40 minuti di musica con un bambino di 6 mesi di vita. Insomma, queste mamme si fanno abbastanza, a parte che a Londra uno è abituato a camminare chilometri, quindi lo fa. Però ecco, diciamo che è tutto nel nostro quartiere. Islington, abbiamo un po' di Camden, Ok. un po' Islington, Camden, questa è l'area. Comunque appunto la cosa bella è che io ho ricreato fondamentalmente quel senso di comunità attorno alla mia scuola di musica, che era poi quella che avevo fondato a Pordenone all'epoca, perché io dal 2018 anzi al 2014 avevo una scuola di musica anche a Pordenone che si chiamava Musicalmente, e anche lì erano tantissime le famiglie, tantissimi bambini, e per me andare via, io mi sono sognata di notte i miei ex allievi per almeno un paio d'anni. Cioè, la comunità lì a Pordenone era così forte che andare via per me è stato proprio prendere un pezzettino di cuore e dire rimani lì dove sei. Infatti poi io tornavo spessissimo, no? Prima del lockdown tornavo spesso a Pordenone anche a fare dei corsi o dei workshop per restare sempre in contatto con queste famiglie di bambini che sono cresciuti e bene nella musica, poi tra l'altro, moltissimi di loro. Certo, poi con il rapporto anche che c'è adesso, insomma, con la vostra terra, con Pordenone, con il Friuli Venezia Giulia, magari ci dica ancora qualcosa. In questo momento, Tiziana, siete in lockdown, siete ferme, state lavorando comunque da casa facendo lezioni? Lavoriamo online, sì. Il 2020 per me è stato un anno incredibile da un punto di vista lavorativo, devo dire la verità, nonostante il lockdown. Io mi ero già spostata sull'online parecchio prima del lockdown, quindi diciamo che avevo già le basi pronte per dire vado online. Voglio farlo, voglio esserci già perché appunto viaggiavo, no? E quindi avevo amici e conoscenti in tutto il mondo, per cui per me era già nella mia mente di essere in quel posto. E quindi quando abbiamo iniziato con l'online, sì, abbiamo lavorato tantissimo. Quest'anno è stato l'anno migliore di Music Tree e anche mio come docente, come formatrice, paradossalmente. Quindi bisogna proprio cambiare, adattarsi e rendersi capaci, insomma, di prendere le cose buone, no? E prendere le cose positive. Chiaro che certe ci mancano da morire, i gruppi purtroppo sono fermi, non vedo l'ora di tornare in Italia a fare formazione dal vivo di nuovo, però insomma, ecco, ci sono state altre possibilità, altre opportunità. Certo. E senti Valeria, quando ci siamo sentiti per la nostra, diciamo, pre-intervista, per parlarci un attimo, tu hai detto una cosa molto bella appunto inerente a questo periodo. Per te forse è stato ancora più difficile, nel senso che gli show non si possono fare, i live non si fanno, quindi insomma sicuramente è stato pesante. Però insomma anche tu hai detto che hai trovato una chiave in realtà molto bella per vivere questo lockdown e questa assenza di musica vera, di musica di concerti in modo molto creativo, no? Mi dicevi. Sì, diciamo che dopo il trauma iniziale, nel vedersi 2 o 3 tour completamente cancellati e tutte le date ovviamente cancellate, ho avuto un momento in cui ho pensato: ok, adesso cosa facciamo? Fortunatamente come Tiziana insegno online, insegno anch'io violino e pianoforte online, ho circa 28 studenti tutti su Skype, Zoom, per cui diciamo che fortunatamente, anche se i tour sono mancati, avevo comunque una certa un'entrata, no? Perché anche questo è. Però dal punto di vista creativo avevo paura di bloccarmi per un anno musicalmente, a parte scrivere. Quindi diciamo che ho cercato di mettere un po' a frutto quello che ho imparato un po' con il master, eccetera, e quindi mi sono messa a scrivere. Mi sono messa a scrivere, ho scritto un singolo nuovo che poi ho deciso di produrre, registrare e rilasciare, come si dice, release, interamente da sola, per cui di nuovo è stata un po' un'altra sfida.
Visto che sono testarda, avevo deciso che dovevo suonare ogni strumento in quella canzone, quindi non l'ho spedita a nessuno, potevo magari mandarla a un bassista o qualcuno, invece ho registrato tutto io, che sono testarda, quindi è andata così. Però è stata un'esperienza bellissima perché intanto io vivo da sola, quindi diciamo che nel periodo più, diciamo, di lockdown più intenso, la musica è stata una compagnia che per me è insostituibile. Infatti qui non si vede, però sono completamente circondata da strumenti nella mia stanza. Immagino. Ah, wow! Questi non sono Decisamente. alcune chitarre, poi i violini e le viole sono di là e poi il pianoforte giù. E quindi diciamo che ho passato veramente il lockdown suonando, scrivendo, registrandomi e poi ho cominciato a produrre, che diciamo è la prima volta che produco un pezzo mio da zero che poi ho pubblicato. Per cui sì, non lo so, ho cercato un po' di trasformare questo periodo negativo in qualcosa di bello, e diciamo che la creatività ha quel lato positivo che ti dà questa soddisfazione che che non è facile trovare in tante altre cose, che sia musica o che sia il creare, ti dà una soddisfazione quasi unica, credo, no? Beh, diciamolo anche il titolo di questo nuovo singolo, no? My Heart, Ma perché giusto? no? My Heart. My Heart. E diciamo che il tema è proprio il fatto di fermarsi anche da questa vita frenetica, soprattutto nella città, e finalmente avere un po' la calma e il tempo e anche la solitudine di rimanere con se stessi. E in quel momento io in realtà, quando mi sono fermata, nel ritornello dico My heart knows my heart. In qualche modo ci sono con me stessa, quindi è un po' un lockdown single che parla di lockdown. Ok, se chi ci ascolta o ci ascolterà nei prossimi giorni vuole sentirlo, dove lo trova? Si trova su Spotify, iTunes e YouTube, tutte le piattaforme. Non ci sono scuse. Non ci sono scuse, no, e anche i vari canali miei, ovviamente. Perfetto, allora tra un secondo chiamo in causa Gino Gregoris, il nostro presidente, mentre saluto anche Emanuele Zanon che si è collegato con noi, consigliere delle fasce e consigliere della regione Friuli Venezia Giulia. Dunque ricordiamo che se volete fare domande questo è il momento giusto. Elena, bellissime e bravissime, vi saluta. Elena, voi non la conoscete ma la conosco io, poi vi svelerò chi è mia moglie. Claudia Viol dice che si è perduto l'audio, speriamo che tutto sia ritornato a posto, fateci sapere se è tutto ok e si sente bene. Allora, prima di appunto chiedere anche a Gino un suo saluto, volevo chiedervi pordenonesi che vivono a Londra, corregionali del Friuli Venezia Giulia che vivono a Londra, li conoscete, li frequentate? Sì, sono un po', li abbiamo intervistati già? Sì. In realtà io sono più in contatto con udinesi, quindi sono 2 udinesi, lavorano proprio per Music Tree. 2 musicisti pazzeschi, tra l'altro, entrambi pianisti e compositori, insomma incredibili, quindi io con loro ci collaboro, però a parte quello altri pordenonesi no, io ne conosco un po', anche addirittura una mia compagna di classe delle superiori, Francesca Cantarutti è qui, Valentina Camata è qui, è vero, Valentina è qui, Fabrizio però Cino Fabrizio Cino. Londra. È ancora a Londra? Ecco, è talmente grande la città che ti vedi se ti incroci, altrimenti non ti vedi per... Un altro pordenonese all'estero. Adesso ci segniamo tutti i nomi, ovviamente, e poi andremo a stalkerarli per... Presidente, cosa ne dici? Ma mi fai la domanda perché significa che stiamo finendo questa intervista? No, perché avevo piacere di sentire sono incantato anche da queste storie raccontate con questa suavità, a dire la verità, no? Quindi, poi mi sembra strano perché negli ultimi tempi mi pare che metà Pordenone o provincia si sia spostata a Londra, no? Negli ultimi tempi, ma ne abbiamo ormai sentiti veramente tanti. E moltissimi sono ancora in lista. Moltissimi sono in lista. Tocca fare uno speciale UK che in realtà chiaramente UK, farlo di un mese però. Sì. No?
Sì. No, beh, ma ho sentito veramente delle esperienze. Sottolineo che fino adesso abbiamo sentito Londra, ma tanti polonesi sparsi per il mondo, occupati in aziende multinazionali, con grandi responsabilità, in istituti finanziari, eccetera, eccetera. No? Oggi abbiamo fatto un salto veramente in un mondo che per noi, per te intervistatore, per noi che seguiamo e programmiamo queste cose, è un salto veramente nella sorpresa, no? Della musica, e mi pare che continuiamo anche la prossima settimana. Ormai ci siamo incanalati sul versante musicale anche la prossima settimana, mi pare di aver capito, infatti. no? Continuiamo su questa per legare con un filo di notte tutti i pordenonesi che sono in giro per il mondo ma che fanno questa attività. Complimenti Tiziana e Valeria. Ho sentito delle bellissime storie. Il fatto anche che abbiate esportato a Londra tecniche didattiche apprese in Italia, è anche motivo, credo, di orgoglio per Tiziana, per la sorella Valeria che fa il tifo, ovviamente per lei, ma anche per tutti noi, insomma, che cerchiamo sempre di tenere aperto questo ponte che abbiamo, che cerchiamo di costruire continuamente con i pordenonesi, con i cordenonesi. Noi siamo cresciute a Cordenone, però nate a Pordenone. Ho visto un messaggio che diceva nati a Pordenone, pordenonese. Bisogna dirlo allora, sì. Beh, ma i primi anni, fino ai 6-7 li abbiamo fatti a Pordenone, poi le scuole le abbiamo fatte a Pordenone. Le scuole sono a Torre, insomma, abbiamo fatto entrambe. No, tu non hai fatto lo speciale il musicale, l'indirizzo musicale, ma io ho fatto l'indirizzo musicale a Torre, assolutamente. Infatti mi sono ricordata di Pietro Dall'Aglio. Pietro è anche qua a Londra, musicista anche lui, che però ha scelto poi di continuare nella finanza lui, quindi c'è anche Pietro. E Pietro anche è un ex della scuola di Torre. Segniamo anche questo, a scuola di Torre, in cui, tra l'altro a scuola Lozza, in cui mamma Fiorella ha insegnato, no? Fino a prima del secondo lockdown. Sì. Allora, Luca intanto ci dice una cosa: bello vedere come limitazioni creano opportunità creative per chi si rimbocca le maniche, credo valga per tutti, non solo per chi lavora sulla musica, e sicuramente insomma, questo è un bellissimo messaggio che ci avete lanciato. Io non vorrei essere banale e mi scuso se per caso lo potrei sembrare, però da musicista di formazione e insomma con piacere ascolto la vostra carriera che attualmente si sta svolgendo in UK, poi non lo sappiamo, insomma nessuno sa che cosa succederà, però questa domanda ve la devo fare: che cosa possiamo fare noi? Parliamo dell'Italia, parliamo della regione Friuli Venezia Giulia, parliamo di Pordenone, se vogliamo rimanere nel nostro territorio più ristretto. Insomma, i musicisti dall'Italia hanno sempre viaggiato dal Cinquecento in poi in tutta Europa a portare la loro musica. Viaggiavano i musicisti e viaggiavano le musiche quando si è cominciato a stamparle. E insomma, voi siete il futuro che sta continuando a portare la musica dall'Italia in giro per l'Europa. Che cosa possiamo fare noi sul nostro territorio? Perché so che qui Valeria forse qualcosa... è difficile. È un campo difficile, poi la musica come performance e la musica come didattica come Tiziana sono magari diverse ovviamente, però diciamo che intanto riconoscere il musicista come una professione sarebbe, cioè come ad esempio, no? Avere in Inghilterra c'è un'unione di musicisti dove appunto
vedi anche i tuoi diritti riconosciuti come professione, insomma. E quindi questo non è poco anche dal punto di vista psicologico, sapere che comunque è una categoria che viene un po' riconosciuta e ha un po' un sostegno, quindi diciamo che dal punto di vista così anche dei diritti e legalmente qui ci si sente un po' più riconosciuti come professione sicuramente, e ci sono anche dei fondi molto importanti che il governo e molte charity, molte cose, insomma, Fondazioni. ovviamente, sì. Fondazioni, certo. Quindi ovviamente non posso paragonare l'intera UK con la regione Friuli, però dei finanziamenti che aiutano anche, che riconoscono che l'arte e la musica può portare cultura, può portare molto nella società e può portare anche soldi nell'economia, perché la musica nell'Inghilterra è uno dei campi che porta più entrate, o portava prima di lockdown, cioè music industry di Londra, certo, o di tutto il paese, cioè sostiene l'economia inglese in maniera pazzesca, e non lo so se questo concetto in Italia è ancora è molto divulgato, ecco, l'idea che la musica può non solo essere l'intrattenimento così per la seratina, però può essere veramente una cosa concreta che è l'arte in generale, anche per l'intero paese, però vediamo. Sì, diciamo che non credo che dipenda proprio solo dalla regione Friuli Venezia Giulia, penso che sia un po' una cosa di territorio italiano in generale, la figura del musicista, del docente di musica anche non è proprio appunto riconosciuta come dovrebbe, e nonostante ti parlo di educazione, nonostante tutti riconoscano l'importanza di suonare uno strumento, di fare musica in gruppo, di partecipare a un evento musicale, da un punto di vista della crescita, dello sviluppo della persona, nonostante tutto questo sia molto chiaro alla gente, ancora i musicisti sono pagati in Italia con delle cifre ridicole che non permettono poi di poter continuare appunto a ricercare, a migliorarsi, e alla fine la gente prende, se ne va o cambia lavoro. Io purtroppo ho tantissimi colleghi in Italia che appunto durante il lockdown hanno deciso di scegliere un'altra professione, musicisti meravigliosi, insegnanti pazzeschi che hanno speso un sacco di soldi nella loro formazione e che adesso non sono stati supportati in nessun modo, per cui assolutamente devono cambiare, e altri appunto che decidono di andare via in cerca di fortuna, e la fortuna da altre parti esiste. Io stessa sono stata presa per caso da una delle fondazioni più importanti di Londra per dirigere una ricerca a livello universitario con la University College London, e hanno semplicemente guardato il mio curriculum, non è che ho dovuto fare giocoleria per essere presa o conoscere il cugino dell'amico del fratello. E con quello le cifre che io appunto prendevo erano cifre, non lo so, direi quasi 10, 20, 30 volte più alte rispetto all'Italia, e tuttora, quindi insomma non è neanche paragonabile la cosa, purtroppo. Qui effettivamente ci riconosciamo come musicisti, quando ci chiedono che lavoro fai possiamo rispondere facciamo i musicisti, ed è una cosa bella, è una cosa molto bella che purtroppo in Italia non sempre succede, e È un peccato, perché tanti delle nostre regioni devono andare appunto magari in Lazio piuttosto che Milano, no? A Roma, Milano, per cercare di avere un po' più di riconoscimento. È un peccato perché ci sono dei musicisti straordinari in regione, quindi... Ma tantissimi sono all'estero, no? A insegnare, oppure sono moltissimi che sono proprio partiti anche dalla scuola di Torre di Pordenone, sono riconosciuti all'estero in maniera pazzesca. Possiamo citare Francesco Molmenti, che a Cremona adesso a insegnare al conservatorio chitarra classica, che sta facendo tournée con il suo trio o quartetto di chitarra classica, piuttosto che Adriano Del Sal di Lignano, che anche lui adesso insegna al conservatorio o all'Università di Vienna. Cioè è pazzesco come effettivamente dal nucleo pordenonese, che è un nucleo musicale incredibile, un po' perché lo è stato fin dai tempi della signora Pia Baschiera Tallon, no? Volendo, che è stata la prima, certo, bellissimo ricordo, bravo. Esatto, lei è stata la mia prima insegnante di pianoforte, di mia madre, e con lei si sono formati moltissimi insegnanti pianisti di Pordenone, e da lì c'è stato proprio uno sviluppo pazzesco che anche noi stesse come musiciste a Londra
ci siamo sorprese, una volta venute via da Pordenone ci siamo rese conto di quanto in realtà c'è a Pordenone da un punto di Il vista livello musicale. è alto, il livello Il livello è buonissimo. altissimo, musicisti pazzeschi e sempre di più anche in ambiti al di fuori della classica, no? Ormai da tanto. Quindi è un gran peccato che queste persone non riescano a essere riconosciute, avere più spazi, più Certo. fortuna. So che volevo dire una cosa a Tiziana, ma nel frattempo so che Valeria ha una piccola sorpresa per noi e quindi non so se ha bisogno Si prepara. di qualche secondo di preparazione. Tiziana, sai cosa? C'è anche molto bisogno, quindi ti prego di non dimenticarti di questo. C'è bisogno che in Italia c'è bisogno di insegnanti che scelgono di insegnare nella Certo. musica e non solo, ma parliamo Certo. dell'ambito musicale, che scelgono come hai fatto tu e lo scelgono perché decidono che quella è la loro professione, diciamo, di musicista, no? Certo. Di insegnare, di trasmettere Sì. arte e cultura per scelta e non per ripiego. Quindi Certo. tu ricordatelo e quando puoi torna per aiutarci No, ma guarda che anche qui. guarda che gli insegnanti in Italia sono una categoria pazzesca, gli insegnanti Sì. di musica in Italia sono incredibili, studiano in continuazione, sono gli altri che non si ricordano che noi lo facciamo per scelta, perché uno pensa sempre che essere su X Factor sia la cosa più importante relativamente alla musica, no? Invece siamo appassionati di musica e appassionati di quello che può fare per l'individuo. Per noi è una missione vera e propria, per gli italiani è una missione ancora di più, visto che poi non arrivano purtroppo a fine mese con questo lavoro o devono per forza entrare in un ambito pubblico per riuscire a campare, no? Quindi arrivare alle medie, perché poi c'è solo alle medie, tra l'altro, musica riconosciuta come cattedra. Quindi, insomma, è tutto un sistema che va ristrutturato da un punto di vista educativo musicale. Le famiglie stesse devono investire un sacco di soldi per portare i figli a musica al pomeriggio, quindi insomma, e tanti lo fanno, tanti lo fanno. Mm-hmm. Quindi la comunità è già pronta, è il nostro governo che ha bisogno di un bel calcetto per muoversi. Bene, allora Valeria, so che c'è una sorpresa per noi, ci fai sentire qualcosa? Ma sì, volentieri, perché no? Bene, siamo molto contenti di questo. Di questi tempi non suono mai, almeno mi fate suonare. Allora, visto che c'è mia sorella in linea, mi sembrava appropriato fare una canzone che ho scritto per lei. Oh, wow. Ok. Si chiama Roller Coaster. It's been a roller coaster of emotions. I pushed you so far away, I thought I lost you. 1,000 times I wished I had you on my side. Instead you hurt me, I hurt you too. But oh, sister, I'll be there for you. Oh, sister, I'll be there for you. I am sure we're both tired of laying the blame. Was it me or was it you? It's the same. So can we forget we
and start again. And if you are feeling lonely, and when the time gets stormy, oh, sister, I'll be there for you. Oh, sister, I'll be there for you. And if you are feeling lonely, and when the sky gets stormy, oh, sister, I'll be there for you. Oh, sister. La canzone che mi ha fatto piangere di più nella mia vita. Grazie Valeria, grazie per questo bellissimo regalo che hai fatto a noi e a Me lo Tiziana. sono fatto anch'io a me stessa, perché è sempre bello suonare. E anche Donatella Casagrande vi grazie. saluta, vi fa Ciao. un grande in bocca al Posso fare un lupo. saluto, Michele? Certo, che puoi. Allora, Elena Rossetto, che sono sicura è un'altra, una carissima Sì. amica che sono sicura che è in linea, e un'altra connazionale all'estero, Valeria Anzolin, che è a Parigi, Certo. che so che segue molto tutto quello che state facendo, e mando un abbraccio enorme a entrambe e alle loro bellissime bambine, se posso. Certo, assolutamente. Valeria è stata una delle nostre ospiti nella prima stagione e poi insomma tra l'altro ha anche realizzato per noi la sigla di apertura dell'ultimo convegno che a luglio abbiamo realizzato online, e quindi assolutamente la ricordiamo con affetto. E ci seguono anche dal Canada, volevo dirvi, salutiamo il nostro Gino Vatri dal Canada, Grazie. che dice che prima di andare in Canada anche lui ha abitato un anno a Torre. Ecco. Prima di partire per Toronto. Ah, che bello. Voglio andare a Toronto, non è che può darmi qualche consiglio questa persona, perché a Toronto c'è una scena musicale bellissima e quindi è il mio prossimo obiettivo. No, non temere, abbiamo tutti insomma le fasce, collegamenti, tutti i contatti di cui puoi avere bisogno, no, vero Presidente? Assolutamente sì, assolutamente sì. E anche Elisa Pascotto. E non solo Toronto. Grande, grazie. Luca è stato molto diplomatico, siccome prima c'era un po' tra Cordenons e Pordenone, e lui parla di torre, quindi è proprio al confine, no? Ha risolto il problema. Esatto. Sì. Beh, ma noi ci siamo sempre sentite parte diciamo di Pordenone, della provincia, un po' di tutto, ecco, non è mai stato un gran problema per noi, Pordenone, Cordenons. Certo, aspettate che mi sono perso, grazie Luisa per la segnalazione. Nidia Malano dall'Argentina, non l'avevo, e siete questa sera, sono veramente in tanti, quindi è difficile vederli tutti, salutiamo anche dall'Argentina, perché insomma veramente avete radunato... Che meraviglia, no, è bellissimo, bellissimo. Ma tra persone all'estero un po' ci si conosce, no? Perché siamo sempre magari un po' di più sui social network per poter rimanere in contatto, per cui io spesso ho contatti con Elena Sartor, che a New York per esempio, anche lei ha lasciato Pordenone per studiare musical theater, e poi anche lei adesso nella didattica, insomma, siamo in tanti all'estero, sì.
Martina salutiamo- Morello, mia mamma mi ricordava anche Martina Morello, che è una musicista pazzesca, e il fratello, anche lui, sono in giro per il mondo proprio, suonare a Filadelfia, in Austria, nelle orchestre, cioè sempre da torre, ragazzi. E credo che li stiamo inseguendo anche i fratelli Morello. Prima o poi ce la faremo. Salutiamo anche Roberto della Romania, sanvitese di origine, insomma, che ci sta seguendo anche lui ultimamente. Vi ringrazio e fa un grande in bocca al lupo. Ciao Roberto. E, che dire, io insomma, vi ringrazio veramente di cuore, è stato bellissimo rivedervi e avervi grazie i a nostri voi. ospiti e portare anche arte e cultura in queste nostre interviste, in questi nostri dialoghi in lontananza, e credo che sia importante far sapere che musica, arte, cultura possono essere e sono insomma parte della vita di tante persone, anche pordenonesi in giro per il mondo. E come ha annunciato tra l'altro prima il Presidente, la prossima puntata noi ricominciamo, abbiamo chiuso questo speciale UK, ricominciamo a viaggiare. Per il momento ci spostiamo di poco, andiamo a Stoccarda in Germania, dove incontreremo Marco Bidin. Marco Bidin è compositore, organista, clavicembalista, attualmente è professore insomma in università a Stoccarda, che ci racconterà anche la sua bellissima e importante storia di musicista. E quindi che dire, grazie ancora, grazie veramente per il vostro tempo. Posso solo aggiungere una cosa? La frase polemica finale ci sta. No, non è polemica, scherzo. No, vai. Vorrei solo ricordare che tutti ci scrivono bravissime, brave, che bella esperienza, brave, eccetera. Io vorrei dire che da un punto di vista, diciamo così, della vita musicale, bisogna assolutamente che i pordenonesi si escano dalle loro case e ricomincino ad andare ad ascoltare i musicisti pordenonesi, non semplicemente quelli che lasciano e che fanno questo grande salto. Noi forse siamo state brave perché siamo andate via e quindi abbiamo avuto questa forza, no? Di dire lascio quello che sicuramente ho e che già conosco per qualcosa di nuovo, quindi in questo sì, magari mi prendo un complimento, però ecco, vorrei ricordare ai pordenonesi di uscire di casa e apprezzare la musica che hanno nelle loro strade, perché è la migliore che c'è ed è quella che può riunire una comunità che magari si sta un po' spezzando e che sicuramente ha sofferto durante questo lockdown, quindi basta con questa cosa di finire la musica alle 10:30, alle 10 vi prego, lasciate i musicisti suonare, andate e ballate, battete le mani, trovate degli spazi per farlo che siano insomma più consoni, però ecco, utilizzare la musica nei prossimi mesi per tornare a vivere come comunità credo che potrebbe essere un buon punto di partenza per i pordenonesi, ecco. Tiziana, grazie, io lo sapevo che sarebbe stata una grande puntata quella di questa sera. Grazie veramente, insomma, hai detto delle cose molto importanti, credo che insomma rimarranno e cercheremo di far fruttare, ecco. Sicuramente. E salutiamo anche Marco Bidin, appunto, che si è appena collegato, che sarà il nostro ospite lunedì prossimo. La nostra vicepresidente, guarda Tiziana cosa ti dice. Dice, brava Tiziana, siamo tornati me lo sento dire, sì, lo so, mi chiamano Tornado Pozzo in giro per il mondo. Ecco, vedi ci ha azzeccato. Benissimo, grazie ancora, grazie a voi, grazie a voi, della vostra musica, della vostra ricerca che state facendo, e rimaniamo in contatto, mi raccomando. Noi Fasce Pordenonesi del Mondo è sempre qui, è a disposizione dei corregionali all'estero, e quindi cerchiamo di alimentare la nostra rete insieme con voi. Grazie Michele mille per averci chiamate, grazie mille. È stato un piacere veramente, grazie a voi. Arrivederci Valeria, ciao Tiziana. Ciao, buona serata, ciao. Arrivederci. Arrivederci, grazie, a lunedì.